Venerdì 28 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e in particolar modo leggeremo assieme il Gazzettino di Belluno e il Corriere delle Alpi. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti nelle prime pagine. Incominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco la notizia messa in primo piano: gli albergatori di Cortina pronti a mollare la DMO. Questo è il titolo principale. Rottura sulle indicazioni per il CDA espresse dalla Camera di Commercio. Senza confronto l'associazione spingeva sul presidente Pirro, mediazione con il comune per ricucire. SOS dei pediatri, boom di malanni tra i bambini, non si trovano gli antibiotici, da novembre tanti bambini colpiti da streptococco ed adenovirus, manca l'amoxicillina. Feltre sgancia carrello carico di gasolio sui carabinieri, finisce arrestato. L'uomo di 49 anni, dopo gli arresti e l'obbligo di dimora, ieri ha patteggiato 6 mesi. Comelico, De Bettin contro Ferrario, lasci subito il centro studi. De Bettin contro Ferrario, in adatta a presiedere il centro studi, transfrontaliero si dimetta. E la foto di copertina ci porta a Fonzaso, purtroppo con una tragedia sulla strada della Fenadora, infarto mentre guida, l'auto finisce sul guardrail, morto un 78enne, traffico in tilt alla Fenadora. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Questa la notizia messa in primo piano che ci porta sempre a Fonzaso, come abbiamo trovato sul Corriere delle Alpi, per questo incidente mortale. Malore al volante, muore sul colpo. Anziano di Milano si accascia mentre guida a Fonzaso. Da poco si era stabilito nella piccola frazione di Agana. L'incidente stradale autonomo ha fatto collassare il traffico che a quell'ora era molto intenso sulla statale. L'approfondimento di Bortoglio a pagina 9. Se neurochirurgia riapre, può salvarsi anche neurologia. La sanità bellunese cerca soluzioni per i reparti considerati a rischio. L'approfondimento di Toscani a pagina 11. Belluno, tessera aziendale per il pieno, viene licenziato. Pieno illegale con la carta carburante dell'azienda, dipendente infedele licenziato. Ora è a processo, 6.000 euro di danni per la società Varet. E la foto di copertina del Gazzettino di Belluno ci porta a Ponte nelle Alpi, una vicenda irrisolta da oltre 20 anni, svolta nella storia di Paludi, ora è stato messo in vendita. Cartello a sorpresa esposto all'esterno del centro commerciale Paludi, da oltre 20 anni cattedrale nel deserto, mai aperto e al centro di complicate vicende. Ora è stato messo in vendita, iniziativa che potrebbe aprire scenari inediti. Chies, la provincia vara il bilancio in trasferta. Lo Stato trasferisce 34,5 milioni di euro a Palazzo Piloni e ne rivuole indietro 31,7 in virtù del contributo obbligatorio da parte degli enti provincia. E ancora ciclismo, il direttore del Giro, grandi tappe in provincia di Belluno. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, cervo a colazione per un lupo proprio nelle vie del centro di Auronzo. Belluno stoppa la perdita d'acqua sul ponte della Vittoria, ora altri interventi. Ancora Comelico, il CAE apre alla schiarea, basta dire sempre no. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. In primo piano la sanità bellunese e principalmente la difficile situazione che sta vivendo il reparto di neurologia dell'ospedale di Belluno e di Feltre. Sanità a un bivio, neurochirurgia, la chiave per salvare la nostra neurologia, questo è il titolo. Il caso esplode a livello nazionale nella rivista dell'Ordine dei Medici, l'Ordine dei Medici in prima linea per la riapertura dell'area specialistica. Il caso Belluno e la sua carenza di medici sono approdati alla ribalta nazionale sul quotidiano sanità.it, l'importante giornale online di informazione sanitaria che ha dedicato un ampio servizio alla situazione della neurologia del nosocomio San Martino di Belluno. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Belluno, Stefano Capelli, ribadisce l'urgenza di riaprire la neurochirurgia chiusa dal 2017 per salvare anche la neurologia che sta rischiando la stessa fine. Non si arrestano insomma gli appelli del presidente Omceo di Belluno per salvare la neurologia dell'ospedale provinciale, dove l'attività ospedaliera di neurochirurgia era svolta dal 2001 in convenzione con l'USL di Treviso ed ha proseguito tutta la sua attività di alta specializzazione fino a 6 anni fa.
Un tavolo permanente di osservazione, unitevi a noi nella battaglia per la salute. Gloria Po Chiesa guida la protesta dei pazienti. Chiediamo solo rispetto di un diritto. Ulteriore approfondimento del Gazzettino in merito alla difficile situazione dei reparti di neurologia bellunesi. Un tavolo permanente bellunese e la costante attenzione sulla sanità sono le sue direttrici sulle quali si sta concentrando Gloria Po Chiesa Mariana, la preparata cittadina di Comedico Superiore affetta da sclerosi multipla e che nella battaglia ha trovato un valido appoggio nel comitato feltrino e nella consigliera regionale Elena Ostanel. La parte del gruppo di lavoro che partirà a breve saranno aperte alle associazioni di tutta la provincia con l'obiettivo di individuare un programma comune per garantire il diritto alla salute e dare voce al malato anche attraverso il dialogo con la direzione generale dell'azienda sociosanitaria Dolomitica. Siamo a pagina 3 del Gazzettino di Belluno, spostiamoci a Ponte nelle Alpi, centro paludi in vendita, abbiamo già contatti. Intesa San Paolo cede il mega immobile fermo da oltre 20 anni, le trattative le conduce la partecipata Intrum, sarà una vetrina per le Olimpiadi 2026. Riservo sul prezzo, ma siamo aperti ad ogni possibile interesse e ad ogni possibile valorizzazione. E a proposito di questo grande centro a paludi, una storia lunga 23 anni, bloccata poi da una inchiesta. Il maxi contenitore avrebbe dovuto aprire nel 2002, erano già stati stipulati i contratti con vari negozi. Capoluogo bellunese, Cavarzano, l'ex Garden Bar risorge. Il comune ha deciso di rilanciare la struttura e di affidarne la gestione all'Ana Cavarzano Oltrardo con finalità sociali. Le penne nere adibiranno i locali a sede con magazzino e ad attività frazionali. I lavori saranno a carico degli alpini. Politica, preavvisi tagliati e opposizioni ignorate, quel regolamento è per la maggioranza. Basito il consigliere Rasera Berna ha chiamato per i lavori di modifica delle regole dell'aula, poi mai coinvolto. Siamo a pagina 5, 110 milioni per la viabilità e lo Stato non aiuta. Ieri il Consiglio provinciale ha approvato i conti, sollevata in aula la questione del prelievo forzoso da Roma in aumento, varata ieri anche una convenzione con Veneto Acque per i centri itiogenici di Bolzano Bellunese e Tomo a Feltre. Fino al 2014 dal governo 15 milioni l'anno per le strade, ora niente e le spese ingessano i bilanci. La prevenzione, piano anti-infortuni, a patto USL aziende, Spisal in prima linea incontrerà le ditte della logistica al centro di Salce con la pandemia, aumentati gli incidenti. E sempre da questa pagina del Gazzettino di Belluno, notizia di cronaca giudiziaria, pieno illegale con la tessera della ditta, dipendente licenziato e denunciato. Il processo ieri in aula, si parla di un danno di almeno 6.000 euro. Siamo a pagina 8, bolletta dei rifiuti invariata tranne per i commercianti. La Bellunum cambierà l'apertura a tutte le calotte, basta chiave, si usa solo la tessera. La Tari discussa ieri in Consiglio è stata approvata all'unanimità. E rimaniamo a Feltre, ecocompattatore, installazione a Pra del Moro, il precedente nelle vicinanze della Media Rocca. Il consigliere Sebastiano Slongo aumenterà la consapevolezza del riciclo consapevole. Altra notizia che riguarda Feltre, mostra dell'artigianato, si cercano volontari per operare dal 22 al 25 giugno. L'appello è arrivato dal GILF, uno dei gruppi fondatori dell'evento. Adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, malore alla guida, muore contro un guardrail. Alberto Turcato, 77enne veneziano residente ad Agana, siamo nel comune di Fonzaso, si è accasciato sul volante mentre percorreva la statale 50. Lo schianto non ha coinvolto altri veicoli ma ha causato lunghe code a causa della chiusura della strada per i soccorsi. Avrebbe percorso 300 metri completamente incosciente con l'auto fuori controllo sulla strada statale 50 bis VAR del Grappa e del Passorolle, un malore all'origine dell'incidente che si è verificato ieri a mezzogiorno in zona Finadora, comune di Fonzaso. Inutili soccorsi scattati tempestivamente. Alberto Turcato, 77 anni, pensionato, residente ad Agana ma originario di Mirano nel Veneziano, non ce l'ha fatta, soffriva di diversi problemi di salute e proprio oggi avrebbe dovuto presentarsi all'ospedale per una visita specialistica. La statale è rimasta chiusa per oltre un'ora e mezza, causando lunghe code e rallentamenti sul posto di carabinieri della compagnia di Feltre che hanno effettuato i rilievi e la viabilità. E in questo scatto, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, l'auto di Alberto Turcato e la zona appunto in cui viveva. Ieri in paese Il Cordoglio il vicino di casa lo avevo visto uscire stamane con l'auto, poi la tragedia. Il pensionato era appena uscito da un periodo in ospedale e oggi avrebbe avuto un controllo.
Torniamo a Feltre, ascensori, la videosorveglianza amplia l'orario, l'amministrazione comunale ha affidato la gestione del servizio alla Bellunum. Giro d'Italia, il cuore batterà qui, presentate mercoledì le tappe bellunesi dell'edizione 106, il direttore Vegni, la parte più importante su queste strade, il primo arrivo in Val di Zoldo, attesa per l'inedita e dura salita di Coi, poi le 3 cime dove trionfò un certo Nibali. Falcade, pasti e trasporto anziani, l'Auser macina numeri ma siamo lasciati soli, quasi 9.000 pasti consegnati a casa e percorsi 145.000 chilometri per accompagnare i bisognosi a visite negli ospedali. Longarone, vince la trota di Auronzo, Chies dal Pago cade con il parapendio ferito. CAI, bastano allo sviluppo turistico, il progetto Stacco per collegare Comelico e l'Alta Pusteria convince il club. La cosa importante è come procedere. Il presidente chiediamo uno sforzo anche agli amici della montagna affinché si aprano al necessario dialogo. E ad Oronzo di Cadore un lupo fa colazione con cervo all'hotel Excelsior, nulla ha distratto l'animale che subito dopo si è allontanato, e vediamo appunto in questo scatto alle ore 7:30 il lupo mentre si sta cibando di un cervo abbattuto. Cortina, presenterò il progetto della variante appena sarà finita la fase di analisi, questa è la dichiarazione del sindaco Gianluca Lorenzi, il sindaco accusato di poca trasparenza dall'opposizione, non capiamo perché le regole lo abbiano già presentato. Siamo allo sport bellunese, primo trofeo per la nuova Plavis 2021, il Pedavena ormai vicino alla vittoria del campionato di terza, beffato ai rigori dai santagiustinesi nella finale di Coppa Dolomiti. 4-3 ai rigori il risultato finale tra Plavis 2021 e Pedavena. Un'Italia stanca, chiude perdendo, Stefania Costantini e Sebastiano Arman KO con la Danimarca, addio ai mondiali con un bilancio di 4 vinte e 5 perse, notizia in questo caso che riguarda il curling. Pierni, un record fatto in casa, mondo dell'atletica, ancora un primato nella categoria paralimpica T44 senza protesi per il 32enne bellunese, sceso sotto gli 11 minuti sui 3000. La prova mercoledì sulla pista del Polisportivo di Belluno dove la Firex ha organizzato il meeting Ripartiamo di corsa. E terminiamo con l'agenda del Gazzettino. Notti bianche, da Dostoevskij all'Oggi Liquido, Slow Machine mette in scena lo spettacolo domani al Comunale per la regia di Badana. L'appuntamento appunto è alle ore 21 al Teatro Comunale di Belluno. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.